Un'iniziativa che è una provocazione o un'iniziativa che è un urlo di rabbia, un urlo di sofferenza per la situazione che state vivendo tutti quanti, tutti gli esercenti italiani, ormai da diverse settimane, ormai da diversi mesi? È sicuramente una provocazione e serve a convogliare l'urlo di sofferenza in una protesta comunque legittima e soprattutto anche costruttiva, perché appunto questa sera c'è questa simulazione, ma il focus della nostra protesta è avvenuta ieri, quando abbiamo discusso sui vari tavoli con i prefetti quelle che secondo noi sono le iniziative che il governo deve prendere per permetterci di salvare le nostre aziende. Qualora queste non venissero prese in considerazione dal governo, non neghiamo la possibilità eventualmente di fare anche azioni più forti, perché ormai la gente è arrivata veramente a toccare il fondo e si fa fatica a restare lucidi in questo momento. Stiamo raccogliendo qualche centinaio di adesione sparsi appunto tra il capoluogo e tutti quanti i comuni grandi o piccoli vicini. E questa sera andremo a simulare un'apertura, ovvero dalle 20 in poi riempiremo di nuovo i nostri locali, ma solamente con i nostri dipendenti, appunto non con i clienti come qualcuno dice sui social in questi giorni, perché non vogliamo andare contro a quelli che sono i decreti legge. E simuleremo un'apertura per far vedere che i nostri tavoli, che sono pronti a ricevere i clienti a pranzo in maniera del tutto autorizzata e sicura, alla stessa maniera secondo noi possono ricevere i nostri clienti anche alla sera. Non vediamo la differenza appunto tra una pausa pranzo e una cena quando vengono adottate durante le misure che ci vengono richieste. Questa sera siete qui a dire che è possibile aprire in sicurezza. Quanto si può andare avanti ancora così? Allora, il problema è abbastanza grave. Noi siamo qui anche questa sera per dimostrare che i nostri locali sono sicuri, tant'è che abbiamo aperto, noi sui tavoli abbiamo le nostre procedure, abbiamo tutto. E se andiamo avanti così non so se arriveremo a marzo con il nuovo DPCM. Noi ci proviamo, noi siamo presenti, siamo corretti perché vogliamo essere corretti, non abbiamo nulla a che fare con io apro, ma siamo flash mob, per cui apertura in sicurezza oggi, e vorremmo aprire anche in sicurezza e poter lavorare anche fino alle 10. Questo è il mio parere. A me dispiace perché ho visto nella città pochi miei colleghi che hanno partecipato a questo momento delicato e abbiamo detto che l'unione fa la forza, ma vedo poca unione, per cui ci sarà poca forza. Io comunque ci sarò, la cantinetta Venegazzù ci sarà perché appoggia queste manifestazioni e ringrazio il Presidente di questo continuo evolvere di idee e di iniziative. Qui nel centro storico di Treviso abbiamo sempre visto i locali pieni fino a pochi mesi fa. Che effetto vi fa vedere queste strade vuote? Allora, chiaramente per un trevigiano doc come me, piange il cuore. Vedere la città deserta, non solo la sera, ma proprio durante tutta la giornata è ovviamente avvilente. Non ha proprio nessun tipo di appeal per nessuno, ovviamente, cioè è una cosa. E aderendo a Io Apro in Sicurezza, che cosa volete dire a tutte le persone che possono cambiare questa situazione? Vogliamo dire, noi abbiamo sempre rispettato le regole, continueremo a farlo, lo stiamo facendo ancora tuttora adesso, però dovete darci una mano perché noi non possiamo andare avanti più di tanto così, insomma. La situazione è drammatica, a questo punto non è più soltanto difficile, è proprio drammatica in questo momento.